Salve Lox ragazzi e bentornati o benvenuti su Useless Video Gamer Italia. Qui con voi come sempre c'è Mike94. Finalmente siamo ritornati a una nuova puntata di Minecraft. Domenica scorsa, come già ben sapete, non c'è stata perché ho provato a fare un tentativo di vlog su Fast and Furious. Però questa settimana, anche perché è stato richiesto, mi faceva piacere appunto ritornare su Minecraft. Cosa c'è da fare? Prima di tutto c'è da far fare fighi ai vari animaletti, e volevo anche provare a fare nuovi coloranti. Di là ci sono anche le piante rosse. Iniziamo a prendere il grano e un po' di semi che ci servono anche per questa. È la zappa, mi dimentico sempre cambiando le varie texture pack. Questa è di nuovo quella, la Spax Burecraft, spero di non sbagliarmi con la pronuncia. E semmai la settimana prossima la cambieremo, ne proveremo altre, che sapete che mi fa piacere variare un po', anche perché, ripeto, giusto per cambiare e vedere nuove cose. Che culo, non ho rotto il grano. E anche se devo dire che con i vari cambiamenti diciamo, della texture pack, alcune volte si tende a non capire una ceppa, perché ad esempio qui la zappa sembra molto una pala, come potete ben vedere. Però vabbè, uno poi alla fine ci si abitua, e poi per voi e per noi si fa questo e altro, ovviamente. Ci abbiamo 7 di grano, e qui anche dobbiamo prenderlo. Ok, qui vabbè che possiamo farci libri, la carta, vabbè, libri e poi la carta, e anche poi la biblioteca in futuro. Poi si vedrà. Intanto qua è già finito. Qua dietro non si può mettere, giusto? Nemmeno qua, nemmeno qua. Beh, se continuassimo qui a fare un po' di cosine, ok. E questa è andata. Poi sto pensando di metterci un altro po' di grano, visto che ce ne abbiamo 7. Un po' ce ne serve per le ochette, insomma. E poi basta. Insomma, teniamocene 4. Là ci sta l'altra canna da zucchero, che andiamo subito a rimettere, che tanto ora come ora non ci serve una ceppa. Là che c'è? Ok, nulla. Andiamo. Allora, prendiamo, anche se ce l'abbiamo già di parecchio colorante, ma mi rompo le biglie di ritornare in casa, anche se sta lì come potete ben vedere. Allora, avevamo una pecorella gialla, poi ne volevo fare una rossa. Ok, una rossa e un'altra semmai arancione. Io non mi ricordo se l'arancione si... Vabbè, l'arancione io ho visto prima, devo dirvi molto sinceramente, e si può creare anche così, una tintura arancione. Però intanto facciamo accoppiare ste oh, che è su così? Madonna, chiuditi. Mannaggia, che ho fatto una cappellata. No, forse mi conviene entrare senza il grano, perché sennò... E secondo me dovremmo anche allargarlo prima o poi sto recinto, perché sennò... Voi già avete dato? Già avete dato voi? O tutte quante? Ok, io ho anche finito il grano, quindi... Chi è il numero dispari faccia alla vecchia maniera. A parte gli scherzi. Tu arancione, una grigia ce la teniamo. Ah, quella è... vabbè, mi dispiace. Ripeto, fai come gli antichi facevano. Vabbè, facciamo anche una piccolina rossa. Molto fighi, molto sfiziosi così. A te ti faccio ancora arancione, e te grigia ti rifaccio gialla. E semmai quando andremo in miniera a miniera a lavorare, se troviamo anche quella cosa blu, vabbè, non mi ricordo sinceramente come si chiama. Quando la troveremo, la possiamo fare anche blu. Intanto lui, mi dispiace, ma devi rimanere solo. Questi non crescono, e quindi non credo che vanno a... che fanno fichi.
senza stop. E vabbè, mi dispiace per te che rimani da solo, ma aspetta un altro po' che questi crescono. Fatto questo, io direi di iniziarci a preparare per una spedizione in miniera, anche perché ci dovrebbe servire anche del ferro. Allora, porte chiudetevi. Io come sempre mi registro sempre qui le varie, cioè dove ci si trova a casa, perché nel caso ci perdiamo almeno vado a vedere solo l'ultima puntata e non quelle molto precedenti. Allora, qua abbiamo le cesoie e che non ci servono a una cippa. I semi, anzi i semi me li vado a mettere. Ok, il letto, ci serve il piccone, il letto, un altro piccone che è un po' sgarrupato, questo ce lo portiamo, l'ascia ci può sempre servire. La spada la metto qua, quella un po' più scassata. La pala ci può servire, un piccone di ferro ovviamente. Boh, mi porto un po' di tutto. Poi, se mai mi vorrei fare altri picconi, vabbè, questo me li porto, visto che mi porto anche la crafting table. È bene che questa semmai la zappa non mi serve, anzi mi serve ora per piantare questi. Questi me li porto per le torce, ma non c'ho torce da mettere. Molto strano. Di solito ce l'ho sempre. Vabbè, mi porto anche il pane nel caso stiamo parecchio. Ah, ecco le torce. Minchia. E vabbè, quindi questo va tutto a posto. Questo sembra proprio cervello. Ma comunque, l'armatura c'è. Ma il ferro, scusatemi, siamo qua, approfittiamo. Il ferro non ce l'ho proprio. Ah, eccolo. Perché c'è i gambali di cuoio. Vabbè, finché non si scassano. Semmai me li preparo e me li porto con me. Ne servono 4. Ok. Ci sei? O ci fai? Oh, oh. Ok, questi fatti. Poi andiamo a piantare quegli ultimi semaini. Vuoi tutto bene? Oh, già hai delle uova. Grande così. Gagliardi. Ok. No, no, che sfiga. No, mamma mia, fortunati. Porca miseria. No, scusate. Già potete. Minchia, oh. Siete precoci voi. Certo, ci rimane sempre uno da solo. Mi dispiace, oh. Ma quella. Ah, avevo visto una pecora fuori. Ok, e questa è fatta. Andiamo a piantare anche sti semini senza guardare se c'è altro grano nuovo, perché sennò facciamo come sempre una puntata sul grano e poi ci ammazziamo. Ok, facciamo qua, facciamo prima. C'ho uno strato, tanto mi pare che fino a 4 arriva l'acqua, fino a 4 di larghezza, insomma. Ui, perché non mi piglia? Ah, cazzo, scusate. Senza zapparlo il terreno non se lo prenderà mai il semino. Ok, ecco qua. Tanto controllo se sto registrando, perché sennò mi sparo. E che ah no, andiamo un corno, andiamo a dormire e poi partiamo all'arrembaggio, come disse il buon Rubber. Ok, ok. Posiamo anche la terra, che tanto non ce ne facciamo nulla. Che altro ci può servire? Ma direi proprio nulla. Ok. Dormemo. Certo è bellino quel quadro. Sfizioso assai. Ah, ho raggiunto 8º livello. Potremmo farci anche il tavolo degli incantesimi, se mai riusciremo a prendere dei diamanti. Se saremo così fortunati. Tanto pure i villaggi mica sono facili da trovare qua, mannaggia miseria. Mi sono scelto un posto un po' sfigato. Andiamo e vediamo un po' che ci troviamo. Certo, partiamo già con degli attrezzi un po' schifosi. Qua c'è solamente dell'acqua. Ci dobbiamo trovare una grotticella e iniziare a vedere da là. Qui già ci sono passato, però continuiamo ad andare. Tanto qua si deve ancora caricare
Ok, ok. Ci siete? Semmai anche se troviamo, che ne so, un polipo, ci prendiamo l'inchiostro, il calamaro e possiamo fare, anche se mi pare già ce l'abbiamo, una pecorella nera. Però mai dire mai. Qua secondo me sto andando a zonzo. Potremmo fare solo Tarzan con queste iane. O nemmeno perché qui che cosa? Qui c'è una cosa di un sentore di grotta. E io ci inizierei a mettere un paio di torce. Giusto per ricordarci che la strada è di là. Tipo, a tipo freccia, ecco. Sperando poi di ritrovare la freccia, insomma. Ok, iniziamo a prendere un po' di carbone. Qui ci servirà tutto. Carbone, ferro, oro. Quello che ci darà il gioco ce lo prenderemo con molto piacere. Non mi dica che è una grotta. Ma vaffanculo. Che poi io non so perché, ma il volume, anche se l'ho messo, non mi parte. E quindi, anche se ci fosse qualcosa, non lo sentirei. Bene. Ovviamente molti molto fortunati. 3 pezzi di carbone. Minchia che fortuna. Il giorno più bello della mia vita. Ok, semmai sto fatto dei volumi me lo vedrò da solo. E vediamo se riesco ad aggiustare sto fatto. Beh, che ne so, come avete potuto ben vedere sull'Left 4 Dead, io cioè, l'ho messo al minimo il volume, ma l'ho fatto apposta perché se no non ci sentiamo né io né Scad. Però qua un minimo di volume non mi farebbe schifo, giusto per sentire varie cose. Là vedo della roccia, ma non posso nemmeno buttarmi a pesce. Faccio il salto della vita, no, volevo saltare là, ho fatto una cagata. Ho fatto la cagata della vita. Ok, mangiamo un po' di pollo giusto per recuperare la vita. Qua ci sta un bel po' di occhette. Scusate una domanda, ma sta cosa, non mi viene il termine un secondo. La pianta a zucchero, ecco appunto, cresce anche sul terreno? Non lo sapevo. Ma forse mi pare che sul terreno cresce ma più lentamente, se non erro. Comunque, andiamo così. Semmai se non troveremo niente oggi, nella prossima puntata mi cercherò io qualcosa. Là c'è un polpo. Un pogba. Vabbè, a parte le stronzate. Si è spostato il microfono. Mi cerco io qualcosa e vediamo se lo trovo. Tanto, beh, muori, bastardo. Dammi l'inchiostro. Ok. Sacca l'inchiostro. Ok, 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 buono. Ma si può lavorare tipo? No. Ci manca solo la penna e possiamo scrivere. Ok, ok. Ah, sarò anch'io. Oh, ma lì ci sono delle piante blu. Ah no, quella è l'acqua. Ah no, no, no. Ci sono delle piante blu. Non è che possono sostituire il lapis lazuli là. Ok, vediamo se fa l'inchiostro. Cioè, tintura blu chiaro. Fighissimo. Fighissimo. Anzi, me ne prendo un bel po' e ci facciamo le pecorelle blu. Là c'è del ferro. Ok, forse ora siamo un po' fortunati. Però vorrei farmi una scaletta prima di buttarmi a pesce. Aia, ecco appunto. Oh, porca troppa. Che cacchio stavi? Mica ce ne sono altri. Minchia. E io pensavo che era un'oca, infatti ho detto che è carina. Poi, mortacci su, era uno scheletro. Ok. Qua è la scala. Mettiamoci una torcia. Tutto sicuro? Vabbè, oramai credo che mi sono perso, quindi dovremmo vedere poi le coordinate. Sinceramente non ho un ottimo senso dell'orientamento, però lì c'è del ferro e me garba. Qui sopra c'è dell'acqua. Iniziamo un po' a scavare, poi semmai ci salutiamo per non fare una puntata abnorme e continueremo poi nella prossima a scavare nelle miniere e vedere se troveremo diamanti, zirconi, oro, incenso, mirra, a parte le stronzate.
Speriamo più che altro non sia una grotta chiusa, perché sennò giù di bestemmie. Ok, ferro. Ce n'ha dato assai il gioco, eh. Gentilissimo. Vaffanculo. Ok. Bella sta grotta, eh. Mi sa che nel prossimo episodio dovrò mettere assolutamente il volume, perché il volume anche ti fa capire se c'è una grotticella o meno. Ah beh, però più o meno. Là c'è uno scheletronzolo. Vieni qua. Vieni qua se hai il coraggio. Me ne scappo io perché ho visto del ferro. Non mi fa schifo. Basta non ci attacca da dietro. Anche perché io non sento nemmeno se mi arriva creeper o altre cose del genere. Nel caso son fottuto. Ok, ok. Prendiamo il ferro. Ah, ok, qua ce n'è. È una bella venatura di ferro e non ci fa schifo. Anche che mi pare che a casa ci abbiamo solo 4 di ferro. Inizio a mettere un po' di torce perché sennò non ci vediamo una ceppa. C'ho l'illuminazione al massimo, però mai dire mai. Intanto scheletro, vieni a me. Ti sfida a duello. Ma io mi sono parato. Ma io mi sono parato, bastardo. Muori. Minchia, è entrato nel muro. Lì vedo altro carbone. Ora non so se andare a sinistra o a destra. Ecco perché lo faremo nella prossima puntata. No, sto scherzando. No, ancora giorno, quindi non si può dormire. Facciamo una cosa, iniziamo a vedere qui a destra, che già ci abbiamo messo una lucina, che cosa c'è. E poi nel caso ci salutiamo, soprattutto se è chiusa. Però almeno abbiamo trovato qualcosina, non tantissimo. Però almeno si inizia a ragionare. Tanto fatemi vedere anche sopra se... Carbone, carbone, tanto carbone, buono così. Ok, scusate. Sto scavando, in più sto cercando di capire se mi arriva qualcuno addosso, perché se arriva qua un creeper facciamo la morte dei sorci, come si suol dire. Ma baffan, ciuccolo, meno male che ho altri picconi. Ok, ok. Finiamo anche questo qua di legno, così ci leviamo roba da mezzo. Anche se è un po' più lento, ma sti cazzi. Ovviamente non devo fare l'errore di prendere il ferro o l'oro o i diamanti con questo qua, o nemmeno con quello di roccia, che sono un coglione. Ok, qui c'è del ferro, appunto. Non ce l'ho uno di legno. Ok, ce l'ho. Buono così. Ma è chiusa qua? Boh. Sento del... Non sento, vedo dell'acqua, mi pare. One moment, please. Diamante, cazzo. Carbone. No, qua è chiusa. Vabbè, finiamocela qua. Cioè, prendiamoci tutto quello che ci sta qui, come se non ci fosse un domani. E poi andremo nell'altra parte dove stava lo scheletronzolo. Però questo ovviamente nella prossima puntata, che se no facciamo notte. Soprattutto visto che domenica Minecraft, non voglio fare domenica e lunedì Minecraft. Parti scherzi. Ok, ok. Qui c'è altro carbone. No, devo assolutamente risolvere questo fatto dei volumi, perché non sapete che paura che ho mentre sto scavando. Cioè, mi basta un creeper siamo morti, cioè. Diciamo che è anche bello sto fatto che i volumi sono importanti nel gioco, per farti capire comunque. Ho sbagliato tasto. Se ci sta qualcuno che ti può fare il mazzo, come si vuol dire, il culetto quadrato. Scusate. Tosse. Ok. Parecchio carbone c'era qua. Infatti quanto più di 64. Ma i goldoni. Qua c'è del ferro. E poi chissà se si può dormire, se si è fatta notte. Ci proviamo.
secondo, andiamo qua che mi sento un po' più tranquillo. Anzi, mettiamoci anche la torcia, ce la prendiamo. Facciamoci un piccolo separé dal mondo esterno. Mettiamoci qui la torcia. E poi vabbè, ci dobbiamo ricordare che la prossima volta dobbiamo andare verso di qua. Ma non soffriamo ancora di Alzheimer precoce, quindi spero che ce lo ricorderemo. Ok, qui ci metto il letto, vediamo se si può dormire. Si può dormire, e con la nostra andata a dormire vi saluto. Come sempre vi invito a condividere il video, questo per farci crescere sempre di più. Come sempre anche vi ringrazio per tutti i commenti, per tutti i mi piace, per tutto quello che state facendo per noi. E vi invito ovviamente a iscrivervi se non siete iscritti, mi raccomando, non fate i bastardi. Poi vi invito ovviamente, se vi è piaciuto il video, a mettere mi piace, a commentare dando consigli o tutto quello che volete, e ovviamente dandoci anche consigli su quali texture pack usare in futuro, anche se ho già alcune in mente. E quindi, come sempre, un saluto da Useless Video Gamer Italia e da Mike94. Ciao ragazzi!